Buongiorno a tutte e tutti, grazie per essere qui con noi oggi, è un onore e un privilegio. Con l'iniziativa odierna vorrei portare a testimonianza in ordine all'impegno sociale, solidale, di uno Stato economicamente in difficoltà, qual è la Repubblica Cubana, ma in cui è difeso il diritto universale alla salute sul suo territorio e sul territorio di popoli amici. Vorrei cominciare questa conferenza stampa con un ricordo di un nostro corregionale, quasi concittadino, il partigiano Gino Donè Paro, del quale pochissimi giorni fa decorreva il 101° anniversario dalla nascita. Donè, partigiano combattente nel veneziano, contribuì al glorioso successo della liberazione post-coloniale dell'isola di Cuba, soggiogata dalla dittatura di Fulgencio Batista. Vorrei ricordare Donè e vorremmo ringraziare anche lo Stato cubano che lo ha sepolto con tutti gli onori, come un personaggio importante per la sua storia contemporanea. Il presente incontro, dal titolo Ruolo dei medici cubani nel rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, l'esempio della Regione Calabria, approfondisce comparativamente il ruolo svolto dai medici cubani nel rilancio della sanità in regioni in particolari situazioni di impasse. Devo dunque ringraziare le due associazioni che hanno proposto il tema dell'approfondimento odierno, Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba, ANAIC in sigla, e Medicuba, ente europeo di diritto civile svizzero. L'assunzione in servizio di medici cubani nelle strutture sanitarie della Regione Calabria è avvenuta in applicazione del decreto legge Cura Italia, attraverso il quale nella crisi pandemica sono stati ingaggiati temporaneamente medici di provenienza non comunitaria, in particolare russi e cubani. Nell'occasione si fecero conoscere poco più di un centinaio di lavoratori tra Piemonte e Lombardia, dimostrando professionalità e attaccamento alla funzione. Il loro rimpatrio fu gestito con rispetto delle procedure consolari a emergenza conclusa. La relazione tra Sistema Sanitario Nazionale e Ministero della Salute cubana è più che consolidata in considerazione del fatto che l'Istituto dei Vaccini Finlay di La Habana ha coinvolto strutture di ricerca microbiologiche, virologiche e infettivologiche della regione Piemonte per lo studio e la sperimentazione del vaccino Covid Soberana Plus. La collaborazione ha prodotto lo studio osservazionale Soberana Plus Turin, lanciato a novembre 2021, finalizzato a verificare l'efficacia del vaccino come dose di rinforzo dei vaccini attualmente utilizzati in Europa, con risultati positivi presentati a Torino presso la ULS Torino 1 a marzo 2022. L'accordo tra organizzazioni dei sistemi sanitari calabresi e cubano è avvenuto il giorno 11 agosto 2022 con la sottoscrizione del testo effettuata dal Presidente della Regione Calabria pro tempore, nonché commissario ad acta per la sanità calabrese, Roberto Chiuto, e Yamila Ramona de Armas Aguila, Presidente della società CSMC. L'accordo quadro di cooperazione è motivato principalmente dall'obbligo di garantire i LEA su tutto il territorio regionale, essendo emerso uno scostamento significativo tra il fabbisogno teorico di personale rilevato dalle aziende e le unità in servizio effettivo, ed essendo gravato il sistema sanitario regionale dall'obbligo di fornire assistenza sanitaria alle persone migranti. L'assunzione dei medici è avvenuta valendosi da parte della Regione delle procedure di distacco internazionale, tenuto conto dell'impegno rispettato tempestivamente dalla CSMC di costituire una sede distaccata a Catanzaro. I primi medici assunti sono stati 137, potendo raggiungere il massimo concordato di 497. La valutazione dei curricula professionali dei medici individuati dalla CSMC è stata realizzata da una commissione regionale unica designata con decreto del dirigente generale della sanità. Con altri 2 decreti commissariali è stato perfezionato il contratto collettivo di lavoro, tipo specifico per il personale medico cubano, attraverso il quale lo stesso ha ottenuto il permesso di soggiorno. Questo contratto è integrativo, mai derogatorio, della disciplina del contratto collettivo nazionale dei dirigenti medici. Il pagamento avviene attraverso la CSMC
e il costo per la regione è pari a 4.700 euro al mese per operatore, dei quali 1.200 ciascun operatore a titolo di rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio. Il lavoro straordinario invece è pagato per il 50% alla CSMC e l'altro 50% all'operatore. La valutazione complessiva della preparazione teorica e dell'attitudine dei medici forniti da CSMC è risultata molto positiva. I circa 300 professionisti sono stati inseriti nei nosocomi più decentati della Calabria. Il sistema dei media nazionali, anche del servizio pubblico, ha lodato nel merito dell'attività svolta dai cubani, sia per la preparazione tecnica, sia per l'attaccamento alla missione medica. Passando invece alla situazione della nostra regione, il Veneto vive un allarmante fenomeno di esodo di professionisti del servizio sanitario regionale. Dal 2019 al 2024 ben 8.000 operatori sanitari hanno scelto di abbandonare le strutture pubbliche, non per andare in pensione, ma per intraprendere nuove carriere nel settore privato, nella libera professione, oppure trasferirsi in altre regioni o all'estero. L'obiettivo deve essere trattenere medici e sanitari nelle strutture pubbliche. Nel medio periodo vanno migliorate tutte le condizioni di lavoro nel pubblico, ma nel breve periodo potrebbe forse essere utile fare un ragionamento sull'utilizzo di questo modello virtuoso di cooperazione tra paesi diversi, peraltro proposto nel caso della Calabria da governi regionali di centrodestra. Questo dato, che mette in luce una preoccupante carenza di personale, sta mettendo a dura prova il sistema sanitario regionale veneto e con questo odierno contributo riteniamo possa essere utile in primis alle venete e ai veneti. Ora vi presento gli ospiti di oggi. Cominciamo con il saluto di Alberto Cancian, segretario della sezione ANAIC Venezia Vittorio Tommasi. Poi svilupperanno i temi da me citati Enzo Pescatori, vicepresidente nazionale dell'ANAIC e componente dell'esecutivo dell'Associazione Europea Medicuba. Abbiamo l'onore poi di avere con noi la Sua Eccellenza Mirta Granda Averof, ambasciatrice della Repubblica di Cuba. E infine il coordinatore dei medici cubani in Calabria, dottor Luis Enrique Pérez Ulloa. Invito quindi per il saluto Alberto Cancian. Grazie mille Erika della tua gentilezza, della tua ottima presentazione. Un saluto ai presenti e un ringraziamento a chi ha voluto fare questo. Grazie per aver ricordato la figura di Gino Donè, innanzitutto perché era un iscritto proprio qui a Venezia, dove io ho l'onore di esserne il segretario. E grazie per aver ricordato che ha avuto una degna sepoltura e dobbiamo dire che con l'ambasciatrice qui presente abbiamo fatto un lavoro di grande, non saprei neanche come definirlo, una volta appropriati delle ceneri di nuovo, dopo anni di controversie, siamo riusciti ad ottenerli appunto e con tutti i documenti legali io corsi proprio in fretta e furia il giorno prima che partissero portare e consegnare i documenti all'ambasciata dalla signora ambasciatrice e così abbiamo dato la degna sepoltura a Gino così come lui voleva. Grazie ancora per aver accettato questo nostro invito perché in un tema molto importante come quello della sanità, come quello della carenza del personale, trattare un tema così importante come la salute, quando si ha la salute si ha tutto. E io ho piacere che proprio dalla città di Venezia, la città che ha costruito ponti per più di un millennio, continui a farlo attraverso il nostro lavoro di tutti e mi auguro che questa esperienza di oggi sia qualcosa in più oltre a quello che già i medici cubani stanno facendo nel mondo e che serva di esempio, che sia un esempio per tutti quanti noi e che si possa anche un giorno magari dire di avere delle collaborazioni, perché attraverso la collaborazione di tutti
potremo sicuramente vivere in un mondo migliore. Io mi fermo qua, ringrazio i nuovi presenti e do la parola. Grazie ancora Erika. Grazie mille Alberto Cancian. Quindi passiamo a Enzo Pescatori, vicepresidente nazionale dell'ANAIC e componente dell'esecutivo dell'Associazione Medicuba. Grazie a tutti. Naturalmente mi associo a quanto detto da Alberto, ringrazio gli organizzatori, ringrazio gli intervenuti, ringrazio gli esimi ospiti che mi seguiranno, ma che mi hanno anche preceduto. Faccio due presentazioni velocissime. La nostra associazione è nata nel 1961, 2 giorni dopo, diciamo, del famigerato tentativo di invasione di Playa Girón, conosciuto anche al mondo come la Baia dei Porci, fallito ovviamente, e proprio sdegnati, no, da questo continuo attacco a questa repubblica neonata, rivoluzionaria, ci siamo, io non c'ero ancora, ma i vecchi hanno messo insieme un'organizzazione che sono quindi 65 anni quest'anno, che è viva. Abbiamo 77 circoli sparsi in tutte le regioni d'Italia. Credo che manchi la Val d'Aosta perché probabilmente non siamo riusciti, è talmente piccola che forse non riusciamo ad arrivare. 3.600 iscritti grosso modo, per cui da noi convergono tutte quelle che sono i pensieri, no, di tutte le regioni nei confronti di Cuba, di questo paese meraviglioso. Noi ovviamente, quindi sono 6 decadi che lavoriamo a stretto contatto con le autorità cubane, naturalmente interfacciandoci con l'ambasciata cubana che è a Roma, e oggi abbiamo Sua Eccellenza Mirta Granda Averov che la rappresenta. Quello che stiamo facendo, dal 2009 noi raccogliamo, parlo dal punto di vista sanitario ovviamente perché è il tema della giornata, dal 2009 noi raccogliamo fondi per l'acquisto di farmaci antitumorali pediatrici. Allora, detto così sembra poco, ma se pensiamo che è indispensabile che in giro per il mondo si raccolgano fondi per poter aiutare Cuba nella acquisizione dei farmaci antitumorali per i bambini, questo a me fa tremare le vene, non so gli altri, per me è terribile, perché Cuba non riesce ad acquisirli perché proprio c'è un blocco che impedisce proprio l'acquisto e noi con la triangolazione che facciamo riusciamo ad inviare questi farmaci. Quindi dal 2009 pensate voi quanti anni sono che sosteniamo questa campagna che grosso modo ogni anno contribuiamo con 10.000 euro a questo acquisto. Poi stiamo lavorando sulla ricerca di un vaccino contro la dengue, molto pericolosa se si sviluppa l'emorragica, ma non entro nel merito, piuttosto pericolosa per i paesi latinoamericani, ma si sta sviluppando anche in Italia. Noi abbiamo avuto centinaia di casi in Italia di infezione da dengue e stiamo aspettando che diventi autoctona, nel senso che si radichi qui in Italia, per cui arriverà prima o dopo. Per il momento sono importate, no? ma prima o dopo si radicherà anche qui nel paese. E questo è un lavoro che facciamo direttamente con il Centro di Ingegneria e Biotecnologia di Cuba, in particolare con il capo ricerca che è il dottor Guillén, e per questo abbiamo già raccolto e consegnato materiali, sempre noi paghiamo le fatture, ve lo spiego perché, per capire, no, cosa significa il blocco. Paghiamo le fatture perché Cuba non potrebbe farlo direttamente, quindi noi facciamo una triangolazione, paghiamo le fatture, quindi il produttore riesce ad inviare i materiali perché la fattura viene pagata da qualcuno che non è il governo cubano. Okay? E quindi noi abbiamo già raccolto 50.000 euro per questo progetto, è il secondo anno in cui stiamo partecipando, stiamo andando avanti, credo proficuamente, non so quando, ma con i tempi molto svelti che ha Cuba nella ricerca di vaccini, credo che arriveranno prima o dopo ad avere questo vaccino che, ricordo, al mondo non c'è un vaccino adeguato per le esigenze, lo stanno ricercando proprio perché gli altri tentativi stati fatti dai giapponesi, eccetera, sono stati un po' fallimentari. Un altro progetto a cui stiamo partecipando è
la raccolta fondi per l'acquisto di pacemaker. Cuba ha una carenza di pacemaker notevole, 1000 passa persone che sono in attesa di pacemaker. Cosa significa questo? Che queste persone devono rimanere ricoverate in ospedale perché sono a rischio. In un altro paese avrebbero avuto cioè l'inserimento del pacemaker. Con Cuba il problema è sempre quello, no? Riuscire a reperire i materiali, i prodotti, eccetera, per poterlo fare, e quindi stiamo contribuendo con Medicuba Europa, che è l'organizzazione europea che ha la sede in Svizzera, organizzazione della quale noi come associazione facciamo parte, siamo fondatori assieme a Medicuba Svizzera e altri 5 paesi. Stiamo raccogliendo fondi per i pacemaker. Al momento abbiamo già inviato tra il 2004 e l'inizio del 2005 45.000 euro per l'acquisto di pacemaker, che ricordo così banalmente, il monocamerale costa 500 euro all'uno e il bicamerale costa 1.000 euro all'uno, per cui insomma poi ci penserà il Ministero della Salute cubano a scegliere quale tipologia gli interessa di più, oppure di quello che ha più bisogno. Un altro progetto che stiamo portando avanti è la produzione, stiamo collaborando o aiutando, insomma, sostenendo la produzione di eparina a basso peso molecolare. Il dottor Enrique sa benissimo di cosa stiamo parlando, è un farmaco fondamentale. Era fondamentalissimo durante la Covid, ma naturalmente Cuba veniva, come si può dire, tartassata anche sull'acquisto di questo farmaco che è indispensabile proprio nel periodo Covid, e nel frattempo mandava le brigate ad aiutare quei paesi come l'Italia, parlo di Crema e Torino, che avevano questi bisogni, quei paesi che sono, insomma, fanno parte del primo mondo, ma evidentemente in grado di bloccare gli acquisti di un farmaco fondamentale, ma non in grado di assistere i propri cittadini per questa evenienza epidemica. Questo è un progetto che prevede la produzione di 3 lotti di eparina da parte della ricerca cubana. Per fare questo servono fondi e noi abbiamo presentato un progetto al bando della comunità valdese, che mette a disposizione una parte del 5 per 1000 che raccolgono come comunità per questo progetto, e noi abbiamo presentato appunto siamo presentati al bando e chiedendo la cifra di 150.000 euro, che se fosse approvato adesso fra qualche mese faranno le loro scelte. Noi abbiamo fiducia che il nostro progetto sia stato fatto bene e quindi potremo anche avere questa possibilità. Altro intervento che abbiamo fatto, che non è propriamente sanitario, è quello di soccorrere nel caso di emergenze ambientali, no? Come è stato fatto con l'uragano Oscar. Quindi siamo in trattative per comprare materiali per poterli dare. Il problema è sempre quello, no? Quando si riescono a comprare i materiali, poi ci sono le banche che bloccano i trasferimenti dei fondi, e che diventa un bel problema. Problema nostro, europeo, quando l'Europa dichiara che c'è una legge, un regolamento europeo che dichiara che l'Europa è impegnata a impedire che leggi extra europee o extra terze, diciamo, impediscano il normale svolgimento dei commerci, e quindi sono tutte decisioni, quelle del blocco, che fanno parte del blocco. È una lunga lista di interventi normativi che hanno fatto fin dal 1917. Poi ad Alberto lascerò una sintesi di questa questione, perché quando si parla del blocco a volte si fa fatica, cioè da un punto di vista ideologico è facile, no? Poi si fa fatica a far comprendere alle persone cosa significhi sulla pelle delle persone il blocco. Quindi lì nel documento che lascerò ad Alberto, se qualcuno lo vorrà lo fotocopierà, ci sono tutte le normative che hanno portato a questa situazione di blocco completo. Praticamente siamo il blocco completo di Cuba,
e le ricadute negative ovviamente sulla popolazione di questo blocco, con dati risalgono al 2023, ma guardate non è cambiato di molto, sono solo aumentate le cifre, no? Le cifre che il governo cubano deve pagare per questa spada di Damocle che ha sopra la testa quotidianamente. Mi dicono che il tempo che ho rubato è più che sufficiente, tralascio tutta la parte di intervento politico perché come associazione non facciamo solo attività di tipo materiale, ma facciamo anche attività politica nel senso di sostenere tutte le iniziative contro il blocco, sostenere tutte le iniziative per l'esclusione di Cuba dalla lista, e qui si innescherebbe un discorso lunghissimo che non voglio. Cuba è stata inserita in una lista di paesi che non collaborano come dovrebbe, secondo l'opinione degli Stati Uniti, contro il terrorismo. Cioè, voi capite, vero? Cuba, che ha avuto 3.800 morti da atti terroristici provocati dal vicino di casa, viene accusata di essere terrorista quando non ha mai fatto nulla se non esportare salute o medici e infermieri, insomma tutti per dare soccorso, perché non sono solo le brigate che abbiamo visto, conosciuto come in Italia, ma il mondo è cosparso di brigate mediche laddove non ci sono le possibilità per i paesi. Parlo delle terre, come si può dire, terre dei paesi del terzo mondo molto distanti dai centri, è lì che vanno i medici cubani, nei posti dove non c'è un'assistenza degna e quindi vanno a sopperire queste mancanze. Mi fermo qui e vi ringrazio per avermi concesso questo onore di parlare. Grazie. Invece noi abbiamo trovato questo intervento molto interessante, anziché lungo, perché ci porta alla testimonianza di una realtà molto lontana dalla nostra, ma che veramente è agghiacciante per certi aspetti, quindi è utile e doveroso fare un ragionamento su quello che abbiamo sentito e magari cercare anche di superare questi ostacoli, perché poi a pagarne le conseguenze sono sempre le persone, i cittadini, insomma, che hanno pochissime colpe o nessuna, direi. Quindi ora passiamo alla nostra ambasciatrice, Sua Eccellenza Mirta Granda Averov. Buenos días a todos. Buongiorno a Quiero tutti. comenzar agradeciendo a Erika Baldwin, la consejera regional del Benetton, por haber acogido esta importante iniziativa. Inizio ringraziando la consigliere Erika Baldwin per accogliere questa iniziativa. Agradezco igualmente a la Asociación Nacional Italia-Cuba, que durante más de 60 años combate al lado de mi país en su defensa. Ringrazio anche all'Associazione Italia-Cuba per cui si è battuto per aiutare la nostra nazione Italia-Cuba. Por más de 60 años. Per più di 60 anni. Agradezco al Círculo de Venecia, a nuestro querido Alberto, Ringrazio por al Circolo di promover esta iniciativa. a nostro caro Alberto per promuovere questa iniziativa. A Medicuba Europa y agradezco a todos los presentes. A Medicuba Europa e a tutti i presenti. Constituye para mí un motivo de gran orgullo referirme a las bellas páginas de solidaridad escritas por el personal de la salud de mi país en más de 60 años de colaboración médica. Costituisce un gran orgoglio per me rapportare tutte le pagine scritte che sono state per il gruppo su queste iniziative di Italia-Cuba. ¿Entienden cuando hablo en español o no entienden? ¿Sí?
La solidaridad y el internacionalismo son un patrimonio sagrado de la nación cubana, La solidarietà e l'internazionalismo sono un patrimonio sacro della nazione cubana, que solo es posible porque en Cuba existe un proyecto social que ve a la salud como un derecho universal y no como un negocio. che solo esiste perché Cuba esiste un progetto sociale che va a favore della salute come un diritto universale e non come un business. Desde que el 23 de mayo de 1963, hace exactamente 62 años, partió la primera brigada de médicos cubanos hacia Argelia, se inició la colaboración médica internacional. Dal 23 maggio del 1963 è partita la prima brigata di medici cubani provenienti dall'Argelia Hacia Argelia. verso l'Argelia, la data che marca l'inizio ufficiale della collaborazione medica cubana nel mondo. Hasta este momento, más de 600,000 cooperantes han brindado servicios en 165 naciones, donde se han realizado más de 2.300 millones de consultas. Finora più di 605.000 cooperanti hanno brindato il loro servizio a 165 nazioni, dove hanno prestato più di 2.300 visite mediche. 2.300 milioni di visite mediche. Son cifras que se pueden decir rápido, pero si interiorizamos lo que significan, seguramente coincidiremos que se resulta una proeza colosal, sobre todo porque la ha hecho posible un país subdesarrollado y bloqueado por un enemigo que no ha cesado un instante en intentar asfixiarlo. Queste sono cifre che possiamo dire molto velocemente, però se interiorizziamo quello che significano, sicuramente saremo d'accordo che risulta una proeza colossale, soprattutto perché chi l'ha fatto possibile è un paese sottosviluppato e bloccato per un nemico che non ha mai smesso un istante di asfissiare. Por eso agradezco también al vicepresidente de la ANAI por la explicación que hizo sobre el bloqueo a Cuba y la permanencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ringrazio anche il Presidente della NAI per aver spiegato esaustivamente tutto quello che fanno a favore dei medici cubani. Es tan alto el valor de la obra humanista de nuestros médicos en el mundo que el enemigo persigue con saña el programa de colaboración médica de Cuba y busca destruir su ejemplo noble y altruista con espurias campañas difamatorias. È così alto l'opera umanistica il valore dell'opera umanistica dei nostri medici nel mondo, i quali tante volte sono gli unici che danno il servizio a popolazioni intere che da qualsiasi forma ce l'hanno e in regione dove vivono, che quel nemico ancora perseguita con grande proeza. Il programma di collaborazione medica che Cuba fa e cerca di distruggere il loro esempio nobile e altruista con campagne diffamatorie. La colaboración médica cubana es la obra de un gran genio humanista, Fidel Castro Ruz, quien señaló en el 2003
Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos o sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesitan a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes. La collaborazione medica nell'opera di un genio umanista come il comandante e capo Fidel Castro Ruz, che chi ha segnalato nel 2003 decine di migliaia di medici cubani hanno prestato servizi internazionali nei luoghi più appartati e inospiti. Un giorno ha detto che noi non possiamo né realizzeremo mai attacchi preventivi e soppressivi contro nessun oscuro posto in nessuna parte del mondo, però che in cambio il nostro paese era capace di inviare i medici che si necessitano nei luoghi più inospiti, nei rinconi del mondo. Medici e no bombe, medici e no armi inteligenti. En el transcurso de los años, Cuba inició la formación de profesionales tanto en nuestro país como en el exterior y fue ampliando su colaboración médica paulatinamente a África, América Latina y otras regiones basada en la solidaridad internacional, ayudando a los países que más lo necesitan y como parte del principio que siempre nos enseñó el comandante en jefe Fidel Castro de compartir lo que tenemos. Nel trascorso degli anni, Cuba ha iniziato la formazione di professionali tanto nel nostro paese come all'estero e è stato ampliato la collaborazione medica paulatinamente in Africa, America Latina e il Caribe, in altre regioni di maniera gratuita, basata sulla solidarietà internazionale, aiutando ai paesi che più li necessitano e come parte del principio che sempre ci ha insegnato il comandante in jefe, in comando, Fidel Castro Ruz, di compartire, di condividere quello che abbiamo. En este momento estamos en 56 países con más de 24,000 colaboradores. La colaboración médica en estos años también incluye la formación de más de 87,980 estudiantes de 150 países, dentro y fuera de Cuba, incluyendo 31,236 en la Escuela Latinoamericana de Medicina. In questo momento siamo in 56 paesi con più di 24.000 collaboratori. La cooperazione medica in questi anni anche ha incluso la formazione di più di 87.980 studenti di più di 150 paesi, dentro e fuori di Cuba, includendo 31.236 nella Scuola Latinoamericana di Medicina. Nuestra colaboración médica tiene una larga historia. En los años 90, tras los huracanes George y Mitch, ese espíritu solidario nos llevó a Centroamérica, donde en 1998 comenzó el Programa Integral de Salud. En los primeros años de este siglo iniciamos las misiones Barrio Adentro en Venezuela, la Operación Milagro, que hasta el momento ha devuelto la vista a más de 3 millones de personas. La nostra collaborazione medica tiene una storia abbastanza lunga. Negli anni 90, dopo gli uragani George e Mitch, questo spirito solidario ci ha portato a Centro America, dove nel 1998 si è iniziato il programma integrale di salute.
Negli anni di questo secolo si iniziano le missioni Barrio Adentro in Venezuela, l'operazione Miracolo, che fino ad ora ha ritornato la vista a più di 3 milioni di persone. En el 2005, tras el paso del huracán Katrina, surgió el contingente internacional de médicos especializados en desastres y graves epidemias Henry Reeve, cuyas primeras brigadas estuvieron listas y preparadas para salir hacia los lugares más afectados por ese huracán y que de haber ido hubieran salvado miles de vidas. Pero el gobierno estadounidense no aceptò esa ayuda. Nel 2005, tra il passo dell'uragano Katrina, è sorto il contingente internazionale di medici specializzati nei disastri e gravi epidemie Henry Reeve, la quale prima brigata sono stati preste a preparare per uscire e affrontare sui luoghi più disastrati di questo uragano, e che dopo essere stati salvati e hanno fatto migliaia recuperato migliaia di vite, nonostante il governo degli Stati Uniti non ha accettato questo aiuto. Otro hito es el enfrentamiento al ébola, cuando muchos países solo estaban dispuestos a aportar dinero. Nosotros estuvimos allí con más de 260 colaboradores en 3 naciones. Nuestros especialistas expusieron sus vidas ante una enfermedad poco conocida para salvar a muchas personas en los países afectados. Un altro aspetto di raffronto all'Ebola, quando tanti paesi sono stati disposti a cooperare solo con i soldi, noi siamo stati lì con più di 260 persone che cooperavano tra le nazioni. I nostri specialisti hanno esposto le loro vite fra una malattia poco conosciuta per salvare tante altre persone nei paesi colpiti. Más recientemente, podemos hablar del enfrentamiento a la COVID-19. 58 brigadas del contingente Henry Reeve marcharon a 42 países, de ellas 2 a Crema y Turín, en Lombardía y Piamonte, en el 2021, cuando Italia era el epicentro de la pandemia, lo cual sentó las bases para il desarrollo de la colaboración médica en este país. Siamo stati e possiamo anche parlare più recentemente dell'affronto che abbiamo fatto con il Covid-19. 58 brigate del contingente Henry Reeve sono andati in 42 paesi, 2 di quelle a Crema e Turin, in Lombardia e Piemonte nel 2021, quando Italia era l'epicentro della pandemia, lo quale ha sentato le basi per lo sviluppo della collaborazione medica nel paese. Como parte del programa de cooperación médica cubana, no solo participan médicos, también hay muchas enfermeras, estomatólogos, operarios de vectores, electromédicos y tecnólogos de las diferentes ramas, así como trabajadores de servicio. Come parte del nostro programma di cooperazione medica cubana, non solo partecipano medici, anche ci sono tante infermiere, stomatologi, operai di vettori, elettrodomestici, tecnologi delle differenti forme, così come lavoratori del servizio. Es todo un esquema que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud
a considerar al Sistema Nacional de Salud y a la cooperación médica cubana como un referente para el mundo. Y no solo hemos estado en países amigos, también hemos brindado servicios en naciones con las que incluso no teníamos relaciones diplomáticas. In tutto questo schema che ci ha portato all'Organizzazione Mondiale della Salute a considerare al Sistema Nazionale di Salute e la cooperazione medica cubana come un referente per il mondo. E non solo siamo stati nei paesi amici, anche abbiamo brindato servizio alle nazioni con le quali non avevamo relazioni diplomatiche. Una característica identitaria de nuestros galenos es su formación humanista. Los médicos cubanos miran a los ojos de las personas, tocan su cuerpo, escuchan lo que tengan que decir, las tratan con dignidad. Como principio, cuando es necesario, mantienen la práctica de ir a lugares remotos y de difícil acceso, donde no van los profesionales de la salud de esos países, lugares con situaciones adversas. Si algo distingue a nuestros cooperantes, además de su preparación y calidad humana, es el respeto por las tradiciones y costumbres de las naciones a donde vamos a laborar, y constituyen también bases por los cuales la colaboración médica ha ganado prestigio internazionale. Una caratteristica identitaria dei nostri dottori galenos è una formazione umanistica. I medici cubani guardano agli occhi delle persone, toccano il loro corpo, ascoltano quello che devono dire, li trattano con dignità. Come principio, quanto è necessario, mantengono la pratica di andare a luoghi lontani e di difficile accesso, dove non vanno i professionisti della salute a quei paesi. Luoghi con situazioni molto difficili. Se qualcosa distingue ai nostri cooperanti, in più della loro preparazione e la qualità umana, è il rispetto alle tradizioni e costumi della nazione dove vanno a lavorare e costituiscono anche le basi per le quali la collaborazione medica cubana ha guadagnato prestigio internazionale. Queridos compañeros, a pesar de los problemas actuales que afronta Cuba, provocados por el reforzamiento del bloqueo criminal al que nos somete el gobierno de Estados Unidos, seguiremos defendiendo el sagrado derecho a luchar por la salud de los pueblos. Nuestros médicos seguirán enarbolando con orgullo las banderas de la solidaridad. José Martí, nuestro héroe nacional, a quien rendimos tributo permanentemente, nos enseñó que patria es humanidad. A este principio supremo no renunciaremos. Muchas gracias. Nonostante tutti i problemi attuali che affronta Cuba, provocati per il rafforzamento del bloqueo criminale al quale siamo soggetti, del governo statunitense, seguiremo difendendo il sacro diritto di lottare per la salute dei popoli. I nostri medici seguiranno alzando con orgoglio le bandiere della solidarietà. José Martí, il nostro eroe nazionale, a chi rendiamo tributo permanentemente, ci ha insegnato che patria è umanità. A questi principi supremi non rinunceremo. Grazie mille. Grazie mille a Sua Eccellenza Mirta Granda-Averhof per il suo prezioso contributo oggi, che veramente ci fa riflettere tantissimo sulla situazione attuale nel mondo e anche nel particolare della Repubblica Cubana.
e anch'io mi sento di condividere le sue parole sulla condivisione, sulla umanità e sulla pace, naturalmente. Abbiamo sentito anche che oggi è un anniversario, il 23 maggio del 62, che riguarda la prima cooperazione mondiale dei medici cubani all'estero per venire in soccorso al mondo nei riguardi di chi ha bisogni di salute. Invece nel nostro paese il 23 maggio ha un significato un po' diverso, un po' triste, perché ricorda l'uccisione del giudice Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, un giudice e la moglie anch'essa che hanno contribuito a lottare contro la mafia in questo paese. Quindi oggi è doveroso anche ricordare questo per il nostro paese. Rimanendo invece sul tema, invito il medico che è rappresentante dei medici cubani, coordinatore anzi dei medici cubani in Calabria, Luis Enrique Pérez Ulloa. Prego. Hola. Buenos días, Buongiorno. gracias por la invitación, Grazie per il vostro invito. gracias a todos los que hicieron posible este evento, Grazie a tutti quelli che hanno fatto possibile questo evento gracias a los participantes. e grazie ai partecipanti. El 17 de agosto del 2022 17 agosto 2022 se firma en la Embajada Cubana en Roma, si è firmato a Roma l'ambasciata cubana de conjunto entre los gobiernos de Calabria y el Servicios Médicos Cubanos de Cuba, si è firmato un accordo tra il governo di Cuba e la regione Calabria, el acuerdo marco l'accordo Marco, que ha iniciado che si è iniziato la colaboración la collaborazione entre Cuba y Calabria. tra Cuba e Calabria. Debemos recordar Dobbiamo ricordare que este acuerdo marco firmado en el 2022 che questo accordo Marco firmato nel 2022 después no fue posible llevarlo como estaba diseñado dopo non è stato possibile rapportarlo come è stato convenuto. y en noviembre del 2022 Nel novembre del 2022 se firma si è firmato el Convenio Nacional Colectivo de Trabajo il convenio nazionale del convenio dei lavoratori mediante el contrato subordinado a tiempo determinado fra il contratto a tempo indeterminato que hace posible che fa possibile la entrada de los médicos cubanos a la región de Calabria. l'entrata dei medici cubani nella regione Calabria. Este contrato subordinado a tiempo determinado, Questo contratto a tempo determinato, como parte del Convenio Nacional Colectivo de Trabajo, come parte del convenio nazionale collettivo del lavoro, tiene la misma facultad para el médico cubano que para el médico italiano o para cualquier médico extracomunitario. ha la stessa facoltà per il medico cubano che tra il medico cubano in Italia O extracomunitario. o extracomunitario in Italia. Por lo tanto, Pertanto, aquello que estaba diseñado quello che è stato disegnato en el acuerdo marco nell'accordo Marco no es lo que realmente sucede en la práctica. non è quello che succede in realtà. El médico cubano recibe Il medico cubano riceve el mismo salario lo stesso stipendio que un médico italiano. di un medico italiano. Y el gobierno de Calabria, Il governo della Calabria, por la presencia de los médicos cubanos en su región, per la presenza dei medici cubani nella loro regione, no le retribuye monetariamente a Cuba nada. non restituisce niente al governo cubano. Es un ejemplo È un esempio de solidaridad, di solidarietà, de humanidad, dell'umanità, de altruismo, que dell'altruismo, son los principios básicos che sono i principi basici del internacionalismo dell'internazionalismo y de la colaboración médica e internacional. della collaborazione medica internazionale. Los primeros médicos cubanos arriban a Calabria I primi medici cubani che arrivarono a Calabria el 27 de diciembre del 2022 il 27 dicembre del 2022 con el primer contingente de 51 médicos. con il primo gruppo di 51
51 medici. se eligió la provincia Reggio Calabria, Si è scelto la provincia Reggio Calabria, que era la más necesitada y la más crítica de la carencia de médicos, che era la più che aveva necessità di medici, para fortalecer los 4 hospitales de Reggio Calabria. per rafforzare i servizi degli ospedali della regione Reggio Calabria. Hospital de Gioia Tauro, Con Hospital de Gioia Tauro, l'ospedale di Gioia Tauro, Gioia Tauro, Melito Portosalvo, Merito Portosauro, Polístena Polistena y Locri. e Lopri. Luego, en agosto del 2023, Poi, nell'agosto del 2023, arriba el segundo contingente de médicos cubanos è arrivato il secondo gruppo di medici cubani conformados che formarono por 120 médicos. 120 medici. El tercer contingente arriba en septiembre del 2024 Il terzo gruppo arriva nel settembre del 2024 con 106 médicos. con 106 medici. El cuarto contingente arriba en octubre del 2024 Il quarto gruppo è arrivato in ottobre del 2024 con 66 médicos cubanos. 66 medici cubani. Y el quinto contingente E il quinto gruppo arribó hace poco, hace è unos días, arrivato poco fa, el 19 de mayo, il 19 maggio, con 48 médicos. con 48 medici. Eso hace que hoy hay más de 360 médicos en 27 hospitales de Calabria. Questo somma che ci sono più di 60 360 médicos, medici in 27 regioni, hospedales de ospedali Calabria, di Calabria, con 24 especialidades médicas cubanas. con 24 specialità mediche cubane. Cuando decimos especialidades, Quando parliamo di specialità, estamos hablando stiamo parlando de los médicos que trabajan en pronto socorso, di quelli che lavorano nel pronto soccorso, cardiología, cardiologia, cirugía, chirurgia, pediatría, pediatria, rehabilitación, riabilitazione, neurocirugía, neurochirurgia, cirugía general, chirurgia generale, urología, urologia, nefrología, nefrologia, neurología, neurologia. es decir, 24 especialidades Parliamo di 24 specialità que hoy cubren che oggi coprono las más de 40 posiciones faltantes de médicos en los repartos de los hospitales de Calabria. più di 40 posizioni mancanti nelle regioni di Calabria. El 51,5% de nuestros médicos Il 51,5% dei medici trabajan en los prontos socorsos, en las emergencias de los hospitales calabreses. lavorano nel pronto soccorso degli ospedali di Calabria. Eso ha hecho Questo ha fatto que ha mejorado el flujograma de enfrentamiento che ha migliorato molto il flusso di affrontare y tratar e trattare al paciente, al paziente lo que ha logrado quello che ha que ottenuto, disminuya che ha diminuito la lista de espera en los cuerpos de guardia. la lista di attesa nei corpi di ospedalieri. De 6 horas que habían previamente, Da 6 ore che c'erano precedentemente, prácticamente a veces no llegan hoy ni a 1 hora, oggi soltanto si riassumono a un'ora, como un promedio en los hospitales. con un promedio ospedaliero. Es importante. È molto importante. Las otras especialidades médicas Le altre specialità ha mediche hecho posible, hanno fatto possibile, en primer lugar, in primo luogo, reforzar los servicios que ya estaban previstos en los hospitales, rafforzare quei servizi che erano già previsti negli ospedali, abrir repartos nuevos, aprire dei reparti nuovi, abrir salas nuevas, aprire delle sale nuove, abrir procedimientos o realizar procedimientos y técnicas nuevas. aprire dei procedimenti e delle tecniche nuove, Por ejemplo, per esempio, en el hospital de Polístena en Reggio Calabria
nell'ospedale di Polistena in Reggio Calabria no se realizaba las fístulas arterias venosas non si realizzavano le fistole di arterie venose para pacientes dialíticos con insuficiencia renal crónica, e in pazienti di dialisi con insufficienza renale, con la presencia de los médicos cubanos. con la presenza dei medici Ya el cubani. paciente no tiene que ir ni a clínicas privadas ni a otros hospitales muy lejos de donde viven. I pazienti non devono più andare lontano da dove abitano Y se realiza la fístula arteriovenosa en ese hospital por la presencia de especialistas cubanos. e si realizzano questi trattamenti con la presenza di medici cubani. Así es ejemplo en casi todas las especialidades. Questo è un esempio e anche nelle altre specialità. Se han evitado cerrar servicios, Si è evitato di chiudere dei servizi, se han aperturado nuevos repartos y salas, si hanno aperturato e aperto altri reparti di nuove sale, por ejemplo, per esempio. en el hospital de Ioia Tauro en Reggio Calabria, Nell'ospedale di Ioia Tauro nel Reggio Calabria solo es posible la sala de medicina con la presencia de médicos cubanos. è solo possibile con la presenza di medici cubani. La sala de medicina, se abrió una sala nueva. La sala di medicina e si è aperta una sala nuova. Por ejemplo, otro ejemplo, Per esempio, el servicio de ginecobstetricia e un altro esempio il servizio di ginecobstetrizia del hospital de Chetraro en Cosenza. dell'ospedale di Chetraro Cetraro in en Cosenza. Cosenza estaba cerrado hacía más de 6 o 7 años Era chiuso più di 6-7 anni fa y con 4 ginecólogos cubanos e con 4 ginecobstetri se ha cubani abierto el reparto de ginecobstetricia en ese lugar. si ha riaperto il reparto di ginecobstetri in questa città. Con la presencia de médicos cubanos en otras especialidades, Con la presenza di medici cubani in altre specialità se han aumentado sono aumentate el diagnóstico il diagnostico y la realización e la de realizzazione exámenes di esami de alta tecnología, alta tecnologia como tomografías, come tomografia, resonancia magnética nuclear, risonanza magnetica, mamografías. mammografie. Se han duplicado los turnos, incluyendo los fines de semana. Si sono raddoppiati i turni anche nel weekend. El paciente que anteriormente no podía asistir al hospital porque había una sola frecuencia de consulta a la semana, Il paziente che non poteva andare in ospedale perché c'era solo una sola opportunità di poter andare alla settimana, ahora con la presencia de los médicos cubanos, adesso con la presenza di medici cubani se ha incrementado las frecuencias si è incrementato le visite e la frequenza 3, 4, 5 veces a la semana. di 3 a 4 o 5 volte alla settimana. Se han reforzado Si sono rafforzati los servicios de ginecobstetricia, i servizi di ginecostretizia, de medicina interna, di medicina interna, de ortopedia, di ortopedia, por ejemplo, per esempio, en el hospital de Locri en Reggio Calabria, nell'ospedale di Locri nel Reggio Calabria, de 7 médicos en el reparto de ortopedia, di 7 medici nel reparto di ortopedia, 6 son cubanos. 6 sono cubani, Casi quasi. en las 24 especialidades médicas, Nelle 24 specialità mediche, más del 50% de los médicos più del 50% dei medici son médicos cubanos. sono medici cubani. Otro ejemplo, Un altro esempio, el hospital de Crotone, nell'ospedale di Crotone, San Giovanni di Dio, San Giovanni di Lio, hoy laboran oggi lavorano más de 40 médicos cubanos più di 40 medici cubani en 13 repartos nei 13 reparti de 22 repartos que tiene el hospital. su 22 reparti che ha l'ospedale. El hospital de Locri, L'ospedale di Locri, una zona conocida una zona molto conosciuta en Reggio Calabria, in Reggio Calabria. hoy laboran 30 médicos cubanos. Oggi lavorano 30 medici cubani. En el hospital Anunciata, Nell'ospedale Annunziata, un hospital terminal en el centro de Cosenza, un ospedale terminale nel centro di hoy Cosenza, laboran
20 médicos cubanos. Oggi lavorano 20 medici cubani. En el hospital de Castrovillari Nell'ospedale di Castrovillari hoy laboran más de 20 médicos cubanos. oggi lavorano più di 20 medici cubani. Y así sucesivamente en 27 hospitales E così anche in altri 27 ospedali ha sido una mayoría è stata una maggioranza en los repartos nei reparti de los médicos cubanos. di medici cubani. Por ejemplo, nosotros hicimos 2 estudios aleatorios Per esempio abbiamo fatto 2 studi aleatori y el día 1 de mayo, il giorno 1 un día maggio, de festivo internacional, giorno festivo internazionale, más del 60% più del 60% de los médicos dei medici que laboraron che lavorarono en los hospitales calabreses ospedali di en ese Calabria día in quel giorno fueron cubanos. sono stati cubani. Por ejemplo, otra fecha, el 25 de abril, Día de la Liberación de Italia, Per esempio un'altra data, il giorno 25 aprile del giorno della liberazione d'Italia, más del 50% più del 50% de los médicos que trabajaron ese día dei medici che hanno lavorato quel giorno, en los 27 hospitales donde hay presencia cubana, nei 27 ospedali Donde hay dove cubanos. ci sono cubani, fueron cubanos los médicos de ese día que trabajaron. sono stati cubani. Son ejemplos de 2 días aleatorios, Sono per esempio 2 giorni così, pero prácticamente casi todos los días se mantienen, los fines de semana se mantienen con una proporción similar. però anche altri giorni, anche nel weekend, si mantengono con una proporzione uguale e similare. Este trabajo siempre es de conjunto con el personal italiano. Questo lavoro è in collaborazione con il personale italiano. Es un trabajo mancomunado con nuestros colegas nacionales. È un lavoro in comune con i nostri colleghi italiani. Ahora, la mayor congratulación, el mayor reconocimiento a nuestro trabajo La più grande riconoscenza al lavoro italiano no es lo que estoy diciendo, non è quello che dico, es lo que hablan los pacientes, è quello che dicono i pazienti, lo que agradecen los pacientes quello che i pazienti que ringraziano, fueron tratados che sono stati por trattati médicos cubanos. per medici cubani. Lo que dibujan los niños Quello che i bambini dipingono en los hospitales, negli ospedali que dibujan la cara del médico cubano, e dipingono facce di medici cubani y también el agradecimiento e anche il ringraziamento del personal sanitario italiano, del personale sanitario italiano, dígase médico, diciamo medici, dígase personal de servicio parliamo di personale di y servizio las autoridades sanitarias del gobierno de Calabria e le autorità sanitarie del governo di que lo Calabria han reconocido, che hanno fatto riconoscimenti, incluso includendo en palabras del presidente de Calabria, Roberto Chiuto, in parole del presidente della en regione muchas Roberto Chiuto, en muchas de sus intervenciones tante delle loro interventi agradece ringraziano y reconoce e riconoscono el trabajo il lavoro que los médicos cubanos han desarrollado che i medici cubani hanno dato en su región, nella loro regione, que prácticamente lo sintetiza che praticamente possiamo sintetizzare con 2 o 3 frases. con 2 o 3 frasi. Es una gran bocanata de oxígeno. È una grande boccata di ossigeno. Sin ustedes no se hubiese realizado lo que estamos haciendo, Senza di voi non potevamo realizzare quello che stiamo facendo. y gracias a los médicos cubanos por estar. E grazie ai medici cubani per esserci. Como, para ya terminar, Già per concludere, como respuesta también al trabajo de los médicos cubanos, come risposta al lavoro dei medici cubani, tenemos que decir dobbiamo dire que la prórroga de la emergencia sanitaria que surgió por la COVID che il ritardo delle emergenze che abbiamo ricevuto oggi, o sea, que la prórroga ritardo que se había escrito, ¿no? Que se había Será escrito. en el 2019, cuando surgió la COVID en el mundo, la emergencia sanitaria, che
si tramonta al 2019 quando è sorta la Hoy pandemia. se ha prorrogado Oggi è stato spostato por la emergencia sanitaria de la carencia de médicos, per la mancanza di medici. o sea, ya no es el COVID, Oggi non es è la più il carencia Covid, del médico, è proprio la mancanza di pero medici. su prórroga ha Pero sido lo spostamento è la stato base la base, del trabajo de los médicos cubanos en Calabria, è stato la base del lavoro dei medici cubani in Calabria, que primero fue hasta el 2023, che prima è stato fino al 2023, después hasta el 2025 dopo fino al 2025 y recientemente, hace unos meses, hasta diciembre de 2027. e recentemente fino a dicembre del 2027. Por lo tanto, Pertanto, estamos en Calabria siamo in Calabria hasta que el gobierno calabrés fino a che il governo di Calabria y el gobierno cubano, por supuesto, e il governo cubano, senz'altro, acuerdo entre las partes, siano sempre d'accordo da ambe parti, mientras el pueblo de Calabria lo necesite, fino a che il popolo di Calabria ne abbia bisogno, estamos aquí, siamo qui, ayudando, colaborando aiutando e collaborando al pueblo calabrese. al popolo di Calabria. Muchas gracias. Grazie mille. Cualquier pregunta Se que avete quizás delle domande, por el momento no me dio tiempo de hablar, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran conocer de la misión en Calabria, me la... qualsiasi domanda che avete sulla missione di Reggio Calabria, se avete domande, questa è l'opportunità. Alberto. Va bene così. Grazie, devo dire che abbiamo capito tutto anche senza l'interpretariato, quindi è una cosa in più, no? Anche la lingua non è più una barriera, ma è comunque un'altra forma di cooperazione. E la ringrazio a nome di tutto il Consiglio regionale, ma soprattutto cerco di portare anche i saluti a tutto il personale medico che sta collaborando con il personale sanitario italiano in Reggio Calabria e in tutta la Calabria, soprattutto negli ospedali più decentrati, nelle zone dove ce n'è più bisogno, e ci ha fatto capire anche con la sua testimonianza che la cooperazione in quel territorio è fondamentale anche nel mantenimento non solo dei reparti e di alcune specialità, ma addirittura nella riapertura di reparti che erano stati chiusi. Quindi questa cosa veramente è essenziale e speriamo possa andare avanti nei prossimi anni. Questa forma di cooperazione e collaborazione molto utile per entrambe le parti. Ringraziamo ancora una volta e porti proprio i nostri saluti a tutto il personale medico. Grazie. Che è coordinato da lei. Grazie. Sí, gracias. Un'ultima cosa, Alberto Cancian. Sì, naturalmente ringrazio di nuovo questo intervento del medico e ringrazio di nuovo Erika, te veramente sei stata fondamentale, grazie. E volevo ricordare che l'impegno dell'Associazione Italia-Cuba di Venezia non finisce adesso con l'esperienza dei medici cubani. Nel pomeriggio saremo presso la sede di Emergency alla Giudecca alla 22esima credo, edizione del Festival de Poesia Internacional La Palabra nel Mondo. È un festival che è nato all'Istituto Letterario della Havana e ogni anno viene svolto in più di 1000 città nel mondo. E Venezia oggi avrà naturalmente la presenza dell'ambasciatrice, è considerato il festival più bello, diciamo, quindi è un onore parteciparvi, ci sono una ventina di poeti e il tema, sin da quando è nato, è quello della pace, quella pace che noi cerchiamo e lo diciamo da tutti gli anni, lo diciamo sempre attraverso la poesia, attraverso l'associazione di amicizia Italia-Cuba. Ecco, l'invito è questo pomeriggio 16:30 di andare alla Giudecca, ascoltare un po' di poesie e pensare che è un mondo di pace che ci piace. Non è un gioco di parole, ma è la verità. Grazie Erika ancora. L'ultimo appunto, Enzo Pescatori, poi andiamo in conclusione. Sì, io mi scuso per i 30 secondi. Ecco, io vorrei ringraziare con tutto il cuore i medici cubani che sono in Calabria,
soprattutto per una cosa, perché sono riusciti, ma perché hanno una cultura particolare, questo non c'era dubbio, sono riusciti a non farsi coinvolgere nelle faide politiche che sono scoppiate dopo l'arrivo delle brigate, della quantità di medici, perché la Calabria è molto distante dal Veneto, magari noi non abbiamo notizie in merito, ma vi assicuro che non è stato facile per loro doversi adattare a una situazione di un ambiente politico abbastanza ostile, mettiamola così, sia da una parte che dall'altra. Io non faccio riferimento a nessuno, ma sono stati bravissimi perché loro sono venuti a portare la loro professionalità e sono riusciti ad astenersi da tutti i tiramenti di giacca, diciamo noi in Italia, no? Che sono stati effettuati dalle varie componenti politiche che lavorano nella regione o che partecipano alla regione. Quindi grazie soprattutto per aver dimostrato la professionalità senza farsi coinvolgere. Grazie. Condivido e farei proprio un applauso a tutti i medici che stanno operando nella Regione Calabria. E ora, per finire, chiamerei di nuovo l'ambasciatrice e il medico coordinatore per consegnargli un libro sul nostro palazzo del Consiglio regionale del Veneto, una foto anche, e poi a seguire, visto che siete i nostri ospiti graditissimi, una visita di questo palazzo